Uscire dal palazzo, visitare luoghi e ascoltare le persone. Avvicina è l'iniziativa che porta i senatori del Partito Democratico a toccare con mano le varie realtà del paese, perché i 200 miliardi di euro del Recovery Plan rappresentano un'opportunità di sviluppo paragonabile solo al piano per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non mancano i rischi. E il rischio che vediamo è che i luoghi più fragili, le aree interne o le periferie delle città o le aree, le città più medie, in realtà già in difficoltà e già fragili, non colgano queste opportunità, non siano opportunamente accompagnate a cogliere queste opportunità. Durante la 2 giorni veneziana, i senatori sono stati a San Marco e a Porto Marghera, alla Biennale e nei quartieri di Mestre. A guidarli il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Venezia è proprio il paradigma, l'esempio di quello che deve essere la transizione, il rilancio di un territorio con la transizione ecologica per portare ricchezza, benessere e sviluppo in una città che può essere davvero il modello della sostenibilità ambientale, della creazione di nuovi posti di lavoro a livello mondiale. La visita si è conclusa con un incontro nella sede del Comitato del Quartiere Pertini, simbolo di una cittadinanza attiva contro il degrado e per la qualità della vita. Ovviamente come documentarista sono sempre stato nel centro storico, invece grazie a questa iniziativa dei senatori del PD ho visto questo quartiere che per me è un quartiere modello, ma perché è gestito dalla popolazione stessa attraverso il Comitato di Quartiere Pertini. In quasi 2 ore al Pertini si è parlato di tutto: lavoro, ambiente, sicurezza, bollette, disabilità, a seconda delle competenze dei vari senatori. I contatti con i senatori li terremo senz'altro e vorremmo che alcune istanze che riguardano carattere nazionale ma anche quelli di carattere, come dire, più basso, quello di quartiere, fossero seguiti.